Allora, siamo orgogliosi di organizzare questo evento, vedrà persone da tutta Europa, saremo circa un centinaio tra avvocatori e accompagnatori e buona parte delle vogate sarà sul Sile, tra vogate non competitive e vogate con in palio la bandiera, e il tutto qua a Treviso, quindi il successo sarà assicurato. Allora, io sono innamorato di Treviso e del Sile. Ok, Treviso è una città meravigliosa, io ho girato molto, ho visitato mi sembra 54 paesi esteri e devo dire che ogni volta che torno a Treviso mi rendo conto che sto in una città meravigliosa. Se poi ho avuto anche la fortuna a suo tempo di iscrivermi alla Canottieri Sile, non come vogatore ma addirittura per fare un corso subacqueo. Là mi sono appassionato e esco abbastanza frequentemente sul fiume ed è una cosa meravigliosa, invito tutti a provare perché è un'esperienza unica. Non c'è un fiume come io ho vogato sul Sile, sul Piave, sul Tamigi, sul Tevere, sull'Amstel, in vari fiumi, ma il Sile è il top. Non lo dico perché sono trevigiano, ma è uno spettacolo, non per niente è un parco naturale, adesso non so quante città abbiano un parco naturale che la attraversa.